Benvenuto nella parte 2 riguardo questo video sull'ansia e sul dolore. Ti avevo detto che ti avrei dato 3 step per evitare il ciclo dell'ansia con 3 semplici movimenti, 3 semplici modi di pensare e di agire. Per spezzare il ciclo dell'ansia, il primo step è quello di fare una lista dei movimenti che ti fanno più male. Esempio, hai dolore alla schiena, il movimento che è dolore persistente. Parlo sempre di dolori persistenti cronici neuroplastici, mi raccomando, non pensiamo di applicare questo su problematiche di diverso tipo. Se non sai cos'è il dolore neuroplastico, ti rimando al video che vedi sopra. Se lo sai già, andiamo avanti. Se per esempio hai dolore alla schiena, fai una lista di movimenti che ti danno più problema. Per esempio, solitamente è quello di chinarsi, ok? O di camminare per più di 10 minuti, ok? O di stare in piedi per tanto tempo. Prendiamo l'esempio di chinarsi, di fare una flessione in avanti, ok? Qui ovviamente farai una lista, metterai in primis quello che ti fa più male. A quel punto, quel movimento lì lo andiamo a testare. Come lo andiamo a testare? Ovviamente lo sai che è il primo step da fare di questo esercizio. Ti arriverà un pensiero e il primo pensiero è normale, all'inizio ti dirai inizierà a fare male. Probabilmente in questi gradi qui di flessione sto anticipando il dolore. Ti ripeto, ti ricordo che nei dolori neuroplastici che non sono quindi strutturali, che non sono dati da una struttura del corpo danneggiata, ma da un sistema nervoso ipersensibile, in queste tipologie di dolori tu non puoi spezzare niente. È vero, può arrivare il dolore che ti crea dell'ansia o viceversa, non danneggiando nulla. Quindi questa cosa qui, dove ti dici, inizia adesso a fare male, ok? Non riguardo il dolore, è una cosa che tu ovviamente non puoi modificare, è il primo input, ma quello che puoi modificare è quello che farai dopo. Ma un attimo, ovviamente l'ansia in quel momento ti arriverà per forza, cioè è una cosa automatica. Se tu hai dolore da anni, ok, è normale che una certa tipologia di movimento ti darà problemi di ansia, cioè è normale, è automatico. Ma quello che tu hai sempre fatto è evitato il movimento per paura che vai a spezzare qualcosa, danneggiare qualcosa, cosa che non è fondata su nulla perché te l'ho già spiegato. La cosa che devi fare qui è farla in ogni caso. Fai quel movimento in modo graduale, ok? Graduale, non andare subito di botto, perché ovviamente il dolore andrebbe più su, ma ci vuole dell'azione, ok? A quel punto, perché ti ho spiegato della neuroplasticità nella parte 1, ok? Se non hai visto la parte 1 di questo video, te la metto qua sopra. Quando tu vai in azione, quindi fai il movimento veramente, nonostante l'ansia, cosa succede? Non accade nulla, nel senso sì, potrebbe arrivare del dolore, però non accade nulla perché non stai rompendo nulla. Quello che però accade nel livello del cervello, se il movimento lo stai facendo graduale, è che il tuo cervello dice cavolo, non è successo veramente nulla. Ecco che manda un altro segnale, sempre a lui, che crea ovviamente questi input nel corpo, e dice perfetto, la prossima volta mi ricordo che posso arrivare fino a lì, che posso fare questo movimento, e l'ansia ovviamente piano piano andrà sempre più giù. Ma ci vuole ripetizione dopo ripetizione, giorno dopo giorno, non è un qualcosa che domani non ho l'ansia e faccio il movimento perfetto. È normale, è stato programmato così il corpo e quindi ci vuole del tempo. C'è chi si riprende in 2 mesi, in 1 mese, chi si riprende dopo 6 mesi. Solitamente chi si riprende dopo 6 mesi o tanto altro tempo è perché non ha capito che non può fare, ma non può danneggiare, che dolore non è sinonimo di danneggiamento. Ecco che l'educazione al dolore è molto importante. Nel mio metodo Neurobalance, nel mio corso online, la prima parte della terapia è proprio quella educativa, perché devi capire al 100% che la tua problematica non è di tipologia strutturale, ok?
non è causata da una struttura danneggiata del tuo corpo. Andiamo nel punto 2. Cambia il mindset, ok? Questo è lo step 2. Quindi fai la lista, fai questo giro qua che ti ho detto, però cambia il mindset, ok? Non pensare al vecchio mindset che solitamente si ha, che si dice vado a farlo fino a che non mi viene l'ansia, fino a che rimango in paura, no, non lo posso fare, non lo posso fare. Questo è capitato molte volte a diversi clienti che anche solo nella cyclette hanno dolori all'anca e dicono, dolori neuroplastici, e dicono cavolo, non posso andare più avanti di così perché mi arriva il dolore e mi rimarrà così per 3 settimane, catastrofizzazione. Il nuovo mindset è lo vado a fare, vado a fare quel movimento fino a che l'ansia, quella arriva, ok, ci sta, fino a che l'ansia non si abbassa del 50%, ok? La metà. Questo come lo fai a sapere? Perché mentre che fai il movimento rimani lì, l'ansia arriva, ok, rimani lì, calma, respiro, continua a fare quel movimento finché l'ansia non si abbassa. E quando l'ansia si sta per abbassare, allora lì forse ti puoi stoppare. Ovviamente un movimento graduale, per dire, esempio della cicletta, la paziente il cliente stava andando a fare questo movimento che gli dava dolore, iniziava a sentire il dolore, ansia ovviamente, prima, no, mi devo stoppare, e io ovviamente sono lì a dare calma, è tutto ok, non sto rompendo nulla, parlati, non sto rompendo nulla, è tutto ok, respira, finché piano, sempre andando nella cicletta e girando, inizi a sentire che l'ansia va giù. È perfetto, a quel punto hai fatto tutto quello che dovevi fare, stai riprocessando il dolore in diverso modo sfruttando la neuroplasticità del tuo cervello, ok? E ti prometto che se questo giro lo rifai, il tuo cervello inizia a riprogrammarsi e darti un output diverso. Il terzo step, ovvero, te l'ho già detto, è quello dell'azione. Fallo, non evitare il problema, perché te l'ho già detto nell'altro step precedente, nella prima parte, quando si evitano i problemi si rinforzano in realtà. Ti farò un altro video con diversi altri diciamo tips, ok, che ti posso dare, consigli su come approcciare il dolore, come approcciare il fatto che sì, arriva l'ansia, come calmarlo, quello step in cui ti dicevo di parlarti e di dirti delle cose. Lo faccio solitamente col tapping meditation, di rassicurare ogni giorno il tuo corpo, rassicurarlo. Arriva l'ansia, va benissimo, quello è uno step che non puoi togliere, e l'ansia arriva, è automatico. Quello che puoi fare è la tua reazione, puoi reagire in un altro modo. Magari la prima reazione è quella dell'ansia, la seconda reazione è quella del ok, cosa posso fare? Come posso controllare questa parte qui? Come posso respirare in questa situazione? Prima di chiudere voglio darti un altro indizio, un'altra storia, voglio dirti. Un mio cliente aveva paura del dentista e mi ha detto: come posso, Alessio, visto che tu mi stai aiutando a fare gli esercizi di visualizzazione per l'ansia e per il dolore, potrei farli anche per altre cose, magari al dentista, ok? Lui ogni volta che si sentiva dal dentista gli arrivava degli attacchi di panico. Gli attacchi di panico erano preceduti ovviamente dall'ansia, ok? Perché erano automatici, non è una cosa che a volte uno riesce a capire. Sì, mi sta arrivando l'attacco di ansia, a volte arriva, okay? Se si è più consapevoli si sa che ci sono dei segnali prima: battito cardiaco accelerato, una situazione di pressione, di compressione dei muscoli. Come l'abbiamo allenata questa paura del dentista? Visualizzando quell'evento futuro, ovviamente, come se fosse nel presente, nel tuo cervello, chiudendo gli occhi, e lo guidavo in una meditazione, o come vuoi chiamarla, meditazione, visualizzazione, dove lui chiudeva gli occhi e lo guidavo dicendo: ok, tu adesso ti trovi dentro questa stanza del dentista, sei perfettamente nella situazione in cui ti dovrai trovare e ti trovi in questo momento lì. Il dentista sta arrivando, tu sei completamente calmo, e stavo guidando appunto questo cliente a sentirsi calmo già in quel momento che stava facendo la meditazione.
quindi stavo creando la situazione futura come poteva essere già nel presente. Quando il tuo cervello crea questo ciclo già nel presente, anche se non è ancora successo ovviamente, ok? Te lo stai inventando, però te lo stai inventando nella modalità migliore possibile. Non è facile, lo so, non è facile, ma quando poi arriva veramente quell'evento, il tuo cervello, il tuo corpo l'ha già fatto, perché lui non sa la differenza tra reale e finzione. Lui l'ha già fatto, è arrivato quindi poi dal dentista dopo una settimana e mi ha detto: Alessio, non ho sentito la stessa ansia delle altre volte, quindi l'ho gestita, non mi è arrivato l'attacco di panico, sono riuscito a passare quella situazione, e più la passi più non la eviti, perché cosa succedeva? Che lui andava in attacco di panico, voleva evitare l'evento non andandoci magari, o evitandolo quando era nell'attacco di panico andando via dalla sedia, alzandosi e partendo, andando nella sala di attesa magari, ok? Questo è un metodo che uso, la visualizzazione, anche questo nel metodo Neurobalance. Probabilmente troverai qualche video nel mio canale YouTube riguardo alla visualizzazione. Per adesso è tutto, spero che questo video, sia la parte 1 che la parte 2, ti sia servito. Inviala a più persone possibili per supportare queste persone che probabilmente ne avrebbero bisogno di queste informazioni. Condividendolo e commentando questo video supporti anche il canale e con l'algoritmo di YouTube, per farlo diffondere a più persone possibili, ok? Per adesso è tutto, ti metto il link in descrizione e il metodo Neurobalance, il mio corso, se ti dovesse interessare. Tra pochissimi giorni ci sarà l'uscita ufficiale dove puoi iscriverti. Ci vediamo alla prossima.